Si chiude la giornata gentleman con questo miglio per 11, Bella Stella, Cantico, Cedro Bro, Bellium Bebuti, Zea, Adamo Dipa, Coriolano Pell, Rossano, America di Risaia, Argentina Lux e Geoffrey, favori proprio per Geoffrey in chiusura, macchina che accelera, partiti in questo istante con il velocità di Bellium Debuti che va subito a condurre, veloce anche a numero 10 Adamo Argentina Lux, Dipa all'esterno, la squalificato squalifica per Ambio. Argentina Lux, mentre Adamo Dipa si è sistemato in seconda posizione, ne approfitta ora per risalire al largo Cantico e andare a chiedere strada a Bellium Debuti, che però a questo punto se la gioca in testa, costringendo Cantico all'esterno perché serra sotto Adamo Dipa. E così 400 metri iniziali, 29,7 con Bellium Debuti che conduce nei confronti di Cantico all'esterno, alla corda rimane Adamo Dipa, poi Bella Stella che accenna a spostare all'esterno sulla progressione di Geoffrey, 45,7 i primi 600 di gara, si è viaggiato abbastanza svelti tutto sommato e si mantiene in vantaggio Bellium Debuti nei confronti di Adamo Dipa e Cantico, che ha in schiena Bella Stella e Geoffrey, poi al largo anche Cedro Bro, via tutti gli altri. Se ne sono andati i primi 800 metri in 1, 1 e 2, con il secondo quarto in 31,5, la situazione tattica per il momento non cambia, al comando è sempre Bellium Debuti, che si trascina Adamo Dipa, Cantico per corsie esterne, poi Bella Stella, ancora Coriolano Pell in terza posizione lungo la corda, Geoffrey che ancora non muove, quando siamo a 400 dalla conclusione. L'attacco deciso ora però di Cantico, la terza ruota di Zea, poi anche Adamo Dipa ha spostato, completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo, sta avvantaggiandosi Cantico, Cantico in vantaggio ai 100 conclusivi, Cantico che nel finale viene a concludere netto vincitore, mentre per il secondo posto Bella Stella riesce ad aver ragione di Geoffrey che finisce forte centropista e di Adamo Dipa all'interno. Ci sarà foto probabilmente per il terzo, la vittoria invece non sfugge a Cantico Massimiliano Michelotto, il secondo posto per Bella Stella e Matteo Zaccherini che dovrebbe così aver vinto la giornata gentleman, e al terzo posto andiamo a rivedere, arrivano davvero molto vicini, all'esterno Geoffrey che dovrebbe essere terzo e all'interno Adamo Dipa. Il successo di Cantico in percorso totalmente scoperto chiude quindi la giornata gentleman all'Arcoveggio. Massimiliano Michelotto in sediolo per conto di Giuseppe Pistone e del signor Giovanni De Romedi. È tutto per questo convegno di corse, vi ricordo l'appuntamento di domani con il Gran Premio Italia, maschi e femmine.